La FAI CISL, dopo aver aderito con una massiccia presenza alle manifestazioni nazionali indette dalla CISL nel mese di dicembre dello scorso anno, ha proseguito la propria azione sindacale nei giorni scorsi con una giornata di mobilitazione nazionale, attivando a livello territoriale e regionale i presidi con i lavoratori di fronte alle sedi delle giunte regionali, sit-in presso le prefetture ed assemblee di quadri, delegati, lavoratrici e lavoratori. Scopo dell'iniziativa: riportare il settore agroalimentare al centro degli impegni del Premier Renzi, il tutto nella cornice della politica agricola comune. Con questa mobilitazione, che da Agrigento si terrà in particolare martedì 3 febbraio, si vuole dare continuità a sostenere l'intenso lavoro di interlocuzione svolto in questi ultimi mesi con il MIPAT, in particolar modo con il ministro Martina, in quanto la FAI CISL vuole giocare un ruolo determinante nel riuscire a riportare il settore agroalimentare al centro dell'agenda politica del governo, definendo al tavolo ministeriale, insieme a FLAI CGIL e Will a Will, un percorso di confronto tematico per le emergenze dell'agroindustria. Il nostro intento, dice Stefano Iacono della FAI CISL Agrigentina, continuerà ad essere quello di far capire alla politica come l'agricoltura rappresenti il primo vero e potente gestore del capitale naturale per la rilevanza economica sul PIL. Siamo consapevoli, aggiunto, dell'importanza di lavorare per l'unità del mondo agroalimentare, con particolare riferimento al comparto agricolo tradizionale. Come detto da Agrigento, l'iniziativa sindacale è in programma martedì 3 febbraio con l'incontro in prefettura con il prefetto Nicola Diomede. Con questa iniziativa si intende ancora sollecitare l'iter del collegato per il lavoro agricolo, sia al Senato che alla Camera, perché sia approvata questa proposta di legge in tempi brevi. Altro punto dolente: i consorzi di bonifica. Vogliamo, ha concluso Iacono, che il governo ci faccia capire a che punto si trova il disegno di riorganizzazione e accorpamento dei consorzi di bonifica, per i quali, proprio in questi giorni, si è aperto il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto nazionale. Infine, il settore della pesca. È stato raggiunto qualche risultato con le misure contenute nell'ultima manovra e continueremo, ha concluso Iacono, ad impegnarci anche per un ulteriore rilancio che, grazie al nostro impegno profuso da mesi nei confronti del governo, ha visto il rifinanziamento per il 2015 con la legge di stabilità di 30 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga.